Dopo varie peripezie siamo riusciti nell'intento, che era quello appunto di mettere in vetrina queste cucine, coinvolgendo attraverso una performance di un grande chef il pubblico di Varese. Diciamo che è parecchio tempo che la mia famiglia è coinvolta in questo tipo di attività. Con mia mamma, insieme a Stefano Marchetto, che è il nostro designer di interni, cerchiamo di proporre un'immagine di casa un po' diversa, un'immagine fatta magari da esperienza, fatta da gusto, fatta dal saper miscelare attraverso magari varie esperienze, varie emozioni, diverse collezioni che banalmente non potrebbero mai essere messe in simbiosi. Nel senso che soprattutto nella parte sottostante del negozio, quella che non viene ad essere visibile dalla strada, spesso e volentieri sono celati i segreti più belli di Arredo Design, in particolare lo spazio degli oggetti, la parte dedicata alle porte, quindi la parte strutturale, quella che di solito un architetto magari ama maggiormente, o la parte legata agli abbassamenti, ai faretti, ai cartongessi o a delle emozioni di luce come quelle che ci sono nella parte di là fronte al soggiorno. Chic Cucina è un marchio che è nato dai primi anni 60, è un marchio che fin dai primi anni di inizio attività è sempre stato sull'alto di gamma, quindi quello che assistiamo nel 2009 è una riqualificazione in questo alto di gamma che già ci competeva in quegli anni. Chic è un acronimo che il presidente, che è tutt'oggi in azienda, ha creato negli anni 60, sta per Super Cucine Italiane Componibili. Il presidente si arrabbierà a sapere che ho detto questa cosa, no.